Sono Tommaso Corveddu, proprietario e gestore dell'hotel ristorante Liberty, e stiamo per presentare un risotto col riso Carnaroli di Sardegna. Olio extravergine d'oliva, cipolla, una cipollina affettata con sappara, rosolata, rosolarci assieme le animelle e i pezzi di polpa dell'agnello. Una volta che è rosolata si versa il riso Carnaroli di Sardegna, lo si lascia tostare un po', lo si bagna col vermentino lughente, il brodo vegetale, con dentro il pomodoro secco, i carciofi, i finocchietti e i zappara e portare avanti fino a cottura. Quando è finita quasi la cottura, un po' di peretta stagionata e dopo, in fase di mantecatura, dadini di peretta fresca, mescolarli assieme, incoperchiare e aspettare che si cremoli un po'. Poi alla fine prezzemolo crudo e finocchietti selvatici.